alle 2 di notte ho estratto mia moglie. Nell'estrarre mia moglie ho toccato mio figlio. Invitano i gentili ospiti. Era ghiacciato. Quando Claudio Sandruvi, attuale sindaco di Montenars, racconta i disperati minuti immediatamente successivi alla scossa, si viene colpiti come da un pugno diretto allo stomaco. La scoperta di un figlio che non ce l'ha fatta, di Raffaele, 6 anni, rimasto schiacciato dalle macerie, come purtroppo altri in giovane età. Io ero in centro storico, sono corso dopo la seconda scossa sapendo che qualcosa era successo. Io abitavo nella piana e quando sono arrivato all'inizio della via la casa, era un condominio a 3 piani, non c'era più. Mi hanno bloccato pensando ormai che tutta mia moglie con i 2 bambini e tutto il condominio fossero deceduti. E invece dopo un'ora mia moglie ha cominciato a chiamare. Abbiamo iniziato quello che potevamo con gli amici vicini a rompere ferri, a fare un buco. Dal dramma, dal momento più buio, la luce di speranza data dal salvataggio invece della figlia Laura, 1 anno. Lei che ora, dopo 50 di anni, è sindaco di Pagnacco. E la bambina di 1 anno, siccome la camera era in fondo al corridoio, non piangeva né niente, quindi mia moglie mi chiedeva, ma io non so cosa dicevo. Invece alle 5 di mattina, passando lì dei vigili del fuoco di Gorizia, hanno sentito piangere e l'hanno salvata. Poi è stata portata a Rizzoli perché aveva le gambe tutte paralizzate. Comunque oggi è qua. Claudio Sandruvi ha trasformato quel dolore in forza, ha impegnato la sua vita politica nella ricostruzione al fianco dei protagonisti di quel periodo. Avevamo poca esperienza ma tanta voglia di fare e questa voglia di fare ci ha ovviamente impegnati in tutto, ma la carta vincente è stata l'arrivo di tanti volontari, di amministratori di altre regioni, che ci hanno subito affiancato e ci siamo sentiti risollevati. Abbiamo perso quella sfiducia che avevamo al primo momento e così ce l'abbiamo fatta. Ecco. Il primo cittadino di Montenars non vuole abbassare la guardia, lo spettro dell'Orcolat non va mai sottovalutato. Sono un po' preoccupato perché sappiamo che il terremoto torna. E questo movimento sismico